Bentornati veramente amici di Radio Libertà. Siamo qui a Ragioniamoci Sopra, con voi c'è sempre Giuliano Zulin. Il tempo è quello che è, per cui siamo chiusi dentro perché insomma potrebbe piove e quindi vabbè, noi andiamo avanti lo stesso. Ma chiaramente oggi affrontiamo sempre i nostri temi amici e più cari, ovvero quelli legati alle regioni e all'autonomia in particolare. Allora in queste ore c'è, il comitato che diciamo coordina un po' la raccolta firme dei contro il DDL Calderoli, la legge di attuazione dell'autonomia differenziata come previsto dalla Costituzione, che lo ricordiamo sempre, perché bisogna sempre ricordarlo, che è una Costituzione modificata e che ha introdotto il regionalismo e l'autonomia con i voti della centrosinistra nel 2001, una riforma che è piaciuta agli italiani perché sempre nel 2001, ottobre 2001, più o meno 12.500.000 di italiani hanno detto: "Sì, ci piace che una nuova Costituzione in senso autonomista". Un voto tra l'altro confermato anche nel 2016, perché quando sempre il centrosinistra voleva cambiare la Costituzione perché non gli piaceva più quello che aveva cambiato, 15 anni prima, nel 2016 governo Renzi, centrosinistra, vara una riforma che di fatto modifica e vorrebbe togliere delle autonomie alle regioni, o comunque delle potenziali autonomie, perché poi alla fine sappiamo non sono mai state attuate. Gli italiani vanno a votare e oltre 18 milioni di persone dicono sì, cioè o meglio dicono no a questa riforma voluta da Renzi, dicendo sì invece all'autonomia. Per cui se sommiamo sempre, abbiamo già detto 18,5 milioni circa del 2016 più i 12 milioni circa del 2001, facciamo 30 milioni di sì all'autonomia. Adesso questi signori che hanno raccolto le firme contro il disegno di legge Calderoli, approvato dalle Camere, promulgato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, quindi per ora non si vede niente di incostituzionale, anche se 5 consigli regionali cappeggiati da una regione a statuto speciale, ovvero la Sardegna, guidata da una grillina, Alessandra Toddi, in una maggioranza di centro-sinistra molto ballerina, diciamolo, hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale dicendo che il disegno di legge Calderoli non è costituzionale. Ora, potrebbe anche non essere costituzionale, visto che la Costituzione non prevede niente, anzi la Costituzione prevederebbe che una regione, può essere la Lombardia, il Veneto, le Marche, la Campania o la Puglia, vadano al governo a bussare, a dire: "Guarda, la Costituzione mi dice che posso prendere, diciamo, pieni poteri", chiamiamoli così, o comunque avere una gestione diretta amministrativa e avere anche delle risorse finanziarie per la stessa gestione amministrativa, posso passare direttamente da te. Facciamo un accordo, poi chiaramente viene confermato dal Parlamento, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno di questa, appunto, legge, quadro, perché il tema della legge quadro è stato introdotto dal governo Conte 2, perché il governo Conte 2 non piaceva il metodo usato durante il governo Conte 1, che aveva più o meno quasi trovato un accordo sia sulle risorse che sulle materie e comunque sul metodo di concedere, maggiori competenze e anche delle risorse alle regioni che all'epoca chiedevano più autonomia, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Dicevamo appunto che il governo Conte 2 con il ministro Boccia bocciò, e facciamo questo bellissimo gioco di parole, questo metodo e disse: "No, serve una legge quadro, diciamo che faccia da cornice, perché dentro bisogna inserirci anche dei livelli essenziali di prestazione", cosa che bisognava, questi i LEP, diciamo, che in teoria dovevano essere approvati e stabiliti nel 2011, ma quando arrivò Mario Monti a Palazzo Chigi, la prima roba che fece è prendere l'autonomia e tutto il lavoro fatto all'epoca dal ministro Calderoli e buttarlo via. Salvo poi questo lavoro, che è l'attuazione di una legge del 2009, essere stata inserita in un obiettivo del PNRR. Ne abbiamo già parlato di tutte queste robe qua, ma proprio sul tema della
di quello praticamente che disse Boccia, cioè che bisognava fare una legge quadro, come poi è stata fatta dal governo in carica, che porta la firma, primo firmatario il ministro Roberto Calderoli, non si capisce appunto perché adesso non vada più bene, ma all'epoca proprio, cioè diciamola tutta, il centrodestra sta seguendo tutto quello che ha fatto il centrosinistra, né più né meno, ma siccome lo fa il centrodestra non va bene, quindi si raccolgono le firme, si dice che c'è la secessione dei ricchi, paese a 2 velocità, fa male al sud, ma anche al nord, nuovo ritornello, ma andiamo subito alle cose pratiche. Allora, c'è una bellissima ricostruzione che trovate anche su vari documenti, comunque sul sito della Camera, che illustra il percorso dell'autonomia. In una si parla di una, relazione, indagine conoscitiva, chiamiamola così, è un'indagine conoscitiva sul percorso di attuazione del regionalismo differenziato, ehm, dove la commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto appunto audizioni, che son durate da marzo 2019 a marzo 2021. Un'indagine appunto conoscitiva, nell'ambito della quale, leggo testualmente, sono stati ascoltati i rappresentanti del governo, degli enti territoriali, studiosi, esperti in materia, bla bla bla. E questo testo è stato approvato all'unanimità nella seduta del 12 luglio 2022. E dal documento conclusivo, che fa un po' un riassunto, no, di questi 2 anni, 2019 e 2021 in tema di autonomia, leggiamo alcuni passi. Allora, uno appunto parlavamo del ministro Boccia, ex ministro Boccia scusate, dice: "Nell'ambito del governo Conte II prevale invece la scelta, come dicevamo prima, di ritenere prioritaria la definizione di una disciplina legislativa nel procedere per il conferimento di autonomia differenziata". Allora, prima sapevamo col ministro Stefani si erano trovati degli accordi tra Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, arriva Boccia e dice: "No, serve questa, disciplina legislativa, cioè una legge quadro che faccia da cornice". Come si vedrà, leggiamo sempre questo documento di questa indagine della commissione parlamentare, questa impostazione emerge nelle audizioni del ministro per gli affari regionali pro tempore, chiaramente Boccia, che preannuncia l'intenzione del governo di presentare un disegno di legge ad hoc e del ministro per il sud e per la coesione territoriale pro tempore, sempre ovviamente, che è Provenzano del PD, tutti e due del PD, Provenzano acerrimo nemico dell'autonomia, però dicono serve questa legge quadro. Una necessità ribadita anche dal ministro Gelmini. I rappresentanti delle regioni che però chiedevano l'autonomia, in particolare ce n'è uno che è il presidente all'epoca dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ora europarlamentare del PD e ora a primo strenuo avversario dell'autonomia, dice: "Benissimo, condivide", leggo il testo, "condivide l'opportunità di definire una cornice nazionale, in particolare per definire i criteri per l'accesso alla maggiore autonomia, pur precisando che tale percorso non debba essere utilizzato come mera occasione per ostacolare pregiudizialmente il conseguimento dell'autonomia differenziata". Cioè, come dire: "Vabbè, facciamo 'sta legge, però ecco non perdiamo tempo e se una regione chiede l'autonomia non deve perder tempo perché si deve far la legge". Ora è stata fatta la legge, è stata approvata, messa in Gazzetta Ufficiale, promulgata dal Capo dello Stato, ma a Bonaccini non va più bene, a Boccia non va più bene, a Provenzano men che meno va più bene. Ma proprio il ministro per il Sud dell'epoca del governo Conte 2, che è appunto Provenzano, che all'epoca non so se sia ancora vice segretario del PD o comunque è un dirigente del PD, contesta il concetto stesso, perché poi a un certo momento nelle varie audizioni c'è questo tema, no, e dicono: "Beh, però, cioè è giusto garantire livelli essenziali di prestazione per tutti i cittadini italiani, e chiaramente le regioni ricche devono fare la loro parte, però è anche vero che le regioni cosiddette ricche, ma che non è che son ricche per volontà divina, ma perché magari se lo son guadagnato, e non c'entra nord-sud, non c'entra niente, dicono: "Sì, però noi abbiamo anche un residuo fiscale, no, cioè i soldi che noi diamo a Roma, allo Stato centrale, chiamiamolo così, e i soldi che ci ritornano sotto forma di spesa pubblica". E questa differenza, vede le regioni, soprattutto del centro-nord, accumulare un mega residuo fiscale, cioè in teoria, tra virgolette, "danno più soldi di quello che ricevono", banalmente. Allora Provenzano dice: però
dice: "Anche il concetto di residuo fiscale", dice, no, lo stesso residuo fiscale va calcolato a livello individuale, cioè lui dice non è una definizione che mi piace, cioè quanto il singolo cittadino versa allo Stato e quanto riceve in termini di servizi. E un residuo fiscale complessivo che somma i singoli individui non fa altro che rispecchiare i divari di reddito che esistono nel nostro paese. Quindi a suo avviso occorre tenere presente che il valore del residuo fiscale dipende dalle modalità con cui esso è ottenuto, cioè le modalità di calcolo del residuo fiscale sono molto variabili. Insomma, sostiene che praticamente il residuo fiscale non va bene perché bisognerebbe vedere quanto uno versa e quanto di fatto quel territorio beneficia in termini di servizi e di spesa pubblica. E allora noi, voglio dire, andiamo a vedere quanto è, siccome lui dice non bisogna andare per regioni, perché uno dice: "Ah, la Lombardia c'ha, non so, 60.000 di residuo fiscale, il Veneto 20", e dice: "No, bisogna andare per cittadini". Andiamo a vedere per cittadini. Allora, la spesa regionale, chiaramente, perché poi parliamo di quelle che possono essere tramutate in spese regionali, certe la difesa, che non è che possa diventare una spesa regionale. A livello di spesa regionale vediamo che la spesa per abitante, la Lombardia, cittadino lombardo, beneficia di una spesa di 3.514 € l'anno, dati della Ragioneria Generale dello Stato. Il cittadino del Veneto beneficia di 3.681, Emilia Romagna 3.803, Toscana 4.109, Piemonte 4.135, andiamo avanti, ma Media Italia 4.808. Andiamo a vedere chi c'è in fondo alla classifica, cioè chi beneficia di più. Trentino Alto Adige 9.758, Val d'Aosta 9.667, Lazio 7.818, Friuli Venezia Giulia 7.310, Sardegna 7.177. E poi c'è Molise 5.006, Sicilia 5.190, Abruzzo 5.000, Basilicata, addirittura la Campania, a proposito che si dice sempre il nord contro il sud, che non è vero, la Campania beneficia di meno soldi rispetto alla media nazionale. 4.429 ne beneficia come spesa per abitante cittadino della Campania, mentre la media Italia è 4.808. Questo per dire che il signor Provenzano va ad arrampicarsi, secondo me almeno, su varie materie, poi dopo alla fine i numeri però gli danno torto, perché se uno va a vedere il residuo fiscale, cioè banalmente basta vedere i dati della Ragioneria dello Stato dove viene fuori che c'è una disparità di trattamento non per regione, ma per cittadino appunto, in termini di servizi e di spesa, che forse l'autonomia potrebbe riequilibrare, perché se magari venissero spesi meglio, forse si risparmierebbero dei soldi e ci sarebbero più soldi per gli amministratori per far del meglio, per far meglio. Ma lo stesso Provenzano dice che poi l'avvio dell'autonomia della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè che occorre il contestuale avvio dell'autonomia e della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè l'autonomia parte quando partono i LEP. Cosa scrive, cosa dice la legge Calderoli? Che si definiscono i LEP e poi si fa l'autonomia. Allora come mai a Provenzano non gli va bene il testo licenziato dal Parlamento, dal governo e promulgato dal Capo dello Stato? Chi lo sa, lo sapremo solo, vivendo, ma lo scopriremo solo vivendo. Ma leggiamo un'ultima frase, ma no dai, leggiamola dopo la canzone, perché c'è sempre qualcosa da ridere, anche perché poi dobbiamo parlare di una roba bellissima della sinistra. A fra poco dopo la canzone, ragioniamoci sopra, sempre qui su Radio Libertà.
Ben ritrovati amici qui su Radio Libertà, ragioniamoci sopra, sempre con voi Giuliano Zulini, ogni martedì per spiegare le vere ragioni dei diritti delle regioni. In ambito questa volta dell'autonomia, visto che è la madre di tutte le battaglie, almeno in questi ultimi mesi, settimane, ma per alcuni decenni, anche se altri se ne fregavano. No, stavamo parlando prima del ministro, Provenzano, che lui dice: "Va bene l'autonomia, ma contestualmente deve esserci anche la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè i LEP". Cavolo, lo fa Calderoli, lo dicevamo prima, perché adesso non ti va bene? Boh. E poi dopo dice riprendiamo un'altra frase meravigliosa del presidente della regione Emilia Romagna all'epoca, Stefano Bonaccini, che lui dice che bisogna predeterminare i livelli essenziali di prestazione, al fine di cercare di mettere tutte le regioni, anche quelle che non avessero mai chiesto l'autonomia differenziata, nelle condizioni di avere la certezza della qualità di risorse, che sarebbero loro dovute dal governo centrale. E Bonaccini stesso peraltro ritiene che i LEP debbano essere determinati in favore di tutte le regioni dunque, indipendentemente dall'eventuale richiesta di differenziazione. Allora ricordiamo appunto che prima diciamo del Conte 2, la Costituzione non dice niente su come attuare l'autonomia, dice solo che la puoi attuare. In teoria, la prassi era che cioè come è scritto nella Costituzione, una regione chiede l'autonomia e poi, il governo tratta, dà le risorse, dà le materie di competenza, poi alla fine il Parlamento ratifica con un voto a maggioranza assoluta questo accordo. Poi appunto il centrosinistra con M5S hanno voluto dire: "No, serve una legge quadro". Calderoli e il centrodestra, questo governo, hanno approvato questa legge quadro, che era voluta a gran voce, come abbiamo detto prima, all'epoca il ministro Boccia, dallo stesso, ministro Provenzano, che adesso dice che non va bene perché amplia le differenze, i divari tra territori, cosa che peraltro non sappiamo in che modo, ma anche dello stesso Bonaccini, che è uno che è in prima fila adesso, che prima diceva, abbiamo letto prima, diceva: "Ah vabbè, però fate questa legge, ma non è che mi fate perdere tempo per avere l'autonomia, mi raccomando". E uno diceva: "No, non stiamo perdendo tempo, sei tu che adesso vuoi bloccare tutto e far perdere tempo, diciamo la verità". Ma lo stesso Bonaccini diceva: "Bisogna comunque fare i LEP, anche per le regioni che non vogliono l'autonomia". E infatti la legge Calderoli prevede i LEP per tutte le regioni, anche quelle che eventualmente non volessero chiedere l'autonomia. Questo per dire che basta leggere cosa diceva uno 2, 3 anni fa per, come dire, sorridere o per non o meglio per non piangere di fronte a quello che sentiamo purtroppo tutti i giorni, ma anche nei comizi e che sta passando, perché purtroppo, a parte qualche rara voce politica, non solo, non c'è una contronarrazione di verità, non tanto di battaglia politica, su quanto è corretto il percorso verso l'autonomia finora attuato, perché, come l'abbiamo ribadito 100.000 volte, ma lo ribadiremo altre 100.000 volte, tutto quello che è stato fatto è frutto di un percorso stabilito a livello costituzionale dal centrosinistra. Non c'è anche la volontà, che non era prevista in Costituzione, di creare una legge, è una roba che nasce dalla volontà del centrosinistra, per cui non si capisce perché adesso bisogna raccogliere le firme, ma va benissimo. A proposito però di autonomia e di contraddizione del, centrosinistra, m'è venuto un flash, no, perché allora, noi sappiamo tutti che l'Europa, insomma, abbiamo visto le europee, lo vediamo anche nel rapporto Draghi, nel quale si dice che di fatto l'Europa, insomma, sta sbagliando strada, e che lo dice un passante, ma lo dice Mario Draghi, che è stato, a parte che Presidente del Consiglio d'Italia, anche Presidente della Banca Centrale Europea per 7 anni, per cui insomma un'autorità. Tant'è che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha chiamato proprio Mario Draghi per dire: "Mi fai per favore un rapporto su dove dovremmo intervenire per migliorare l'Europa?" A parte che, tra parentesi, se io sono la Presidente della Commissione e chiamo uno per farmi un rapporto, vuol dire che forse io non so dove agire, quindi forse non sono adatto a fare il Presidente della Commissione Europea, ma questo, come dire, magari è un becero sillogismo.
Andando avanti però, c'è questo tema che, Draghi e anche tantissima altra gente, ma anche vediamo in Confindustria, la stessa Confindustria che a volte purtroppo, lo diciamo purtroppo, fa passare delle voci contro l'autonomia, no, la stessa Confindustria che fino a pochi anni fa era lì a dire: "Viva l'Europa", a un certo momento se n'è accorta, come alcuni sostenevano ben prima che lo dicesse Mario Draghi, ben prima che lo dicesse Confindustria, ben prima che lo dicesse una marea di gente, che le scelte dell'Europa possono anche essere sbagliate. E dire che sono sbagliate non vuol dire essere anti-europeisti, ma vuol dire essere molto più europeisti invece di quelli che sono per la UE senza se e senza ma, anche se dice o porta avanti delle castronate. Ma detto questo, proprio come dire, una parte politica che sostiene che la UE è infallibile praticamente, salvo poi adesso un po' ripensarci un attimo, è proprio il PD. Cioè il PD, prima di esse, insomma, è proprio il partito che qualsiasi roba dice l'Europa, ma ve lo ricordate tutti, ce lo chiede l'Europa, no, cioè, Monti, insomma tutto quel mondo lì che tu non potevi nemmeno dire: "Però cavolo l'Europa forse no, ma la Merkel magari ci tratta, da sudditi, non da alleati. No, eravamo noi che insomma, considerando che all'epoca c'era il governo di centrosinistra, ma vabbè. Quindi comunque tutto quello che diceva, faceva l'Europa era Vangelo, no. Allora, tornando al discorso delle regioni e dell'autonomia, m'è venuto uno schiribizzo di andare a controllare una roba, cioè se innanzitutto vorrei leggere il manifesto di Elly Schlein quando si candidò alle europee e comunque, insomma, lei è stata anche parlamentare europea. Lei diceva: "Per un'Europa che abbia il coraggio di dichiarare guerra incondizionata alle disuguaglianze, perché non c'è sviluppo senza diritti". Ehm, per un'Europa ovviamente ripete sempre le stesse robe, dei diritti che riconoscono l'eguaglianza, e rimuova ogni discriminazione. Poi per una insomma capace di integrare, vabbè insomma, vabbè contro la criminalità economica e disoccupazione, però non abbiamo mai sentito una battaglia contro la concorrenza sleale all'interno dell'Europa. Per concorrenza sleale mi intendo questo, cioè le, tasse che applica l'Italia sono parliamo delle aziende, sono diverse dalle tasse che applica un altro paese. A parte che l'Europa è un posto molto particolare perché è un formato da 26 stati, scusate 27 stati, dove alcuni hanno la moneta unica, altri no, però le regole della UE in teoria valgono sia per chi ha l'euro, chi invece non ha l'euro, insomma è un po' un casotto. Ma detto questo, non avevo mai sentito che, ci sia una battaglia contro una chiamiamola concorrenza sleale, perché l'autonomia in Italia è avversata dal PD, in questo preciso momento storico, perché fino a 2 anni fa invece era a favore dell'autonomia e più spinta, ma soprattutto ero a favore 20 anni 23 anni fa quando modificarono la Costituzione, per cui le contraddizioni in casa PD e sinistra non mancano mai. Ma detto questo, non abbiamo mai sentito appunto perché ci son dei paesi che sulle imprese applicano delle tasse che fanno concorrenza chiaramente all'Italia. Non a caso delle società italiane, vanno poi o a portare la sede, in questi paesi e togliendo fiscale magari o legale, in alcuni casi, togliendo quindi la possibilità che lo Stato italiano possa competere ad armi pari, no, intanto togli introiti, primo, perché poi togli tasse che paghi e quindi gettito, e quindi togli quei servizi che magari andrebbero a far del bene ai territori disagiati, no. Detto questo, vediamo un attimo a spanne, così adesso che non è che le diciamo tutti, il famoso corporate tax rate in Europa, cioè voglio dire quanto è la media della percentuale di tasse che paga un'azienda in Europa? Allora, partiamo subito dall'Italia per dire che l'Italia è 27,8%. I dati sono della taxfoundation.org, cioè un'istituzione fondamentale,
praticamente per quanto riguarda lo studio delle tasse e del fisco a livello europeo. Appunto, considerando le imposte centrali e subcentrali, dicono, quindi anche locali, Malta ha l'aliquota statutaria più alta per l'imposta sulle reddito società, 35%. Poi seguono Portogallo, Germania e Italia, 31,5%, 29,9%, 27,8%. Quindi l'Italia ha il 27,8%. Poi vediamo che c'è l'Ungheria che ha il 9%. Uno dice: "Ma Orban qua, insomma, problemi, eh". L'Ungheria ha il 9% di tasse su le imprese. Poi c'è la Lituania che ha il 15%, e fin lì uno dice: "Vabbè, la Lituania, insomma". Però adesso arriviamo al clou. Arriviamo all'Irlanda, 12,5%. Allora in Irlanda si paga, una società paga meno della italiana, se porta la sede in Irlanda, paga meno della metà rispetto all'Italia, 27,8% considerando tutte le tasse nazionali, cioè scusate, centrali e locali. In Irlanda siamo al 12,5%, e in effetti in Irlanda giustamente poi mettono sede Facebook, Google, Amazon, cioè tutte le grosse corporate vanno lì proprio perché giustamente hanno un fisco amico. Allora come mai la sinistra non ha mai combattuto, come invece fanno altri partiti, non ha mai combattuto contro questa autonomia all'interno della Unione Europea e anche Irlanda appunto, all'interno dell'Eurozona? Come mai non c'è una battaglia per avere una uguaglianza di trattamento fiscale, no? Forse perché l'Irlanda, giustamente, è un paese sovrano e decide quello che gli fa più comodo, in questo caso mettere le tasse basse, poi saranno affari degli irlandesi, del governo irlandese, se riesce a pagare le pensioni, se riesce a far pagare le bollette, questo non ce ne frega niente. Però ripeto, vorremmo un giorno che se l'autonomia, dice il PD, crea disuguaglianze in Italia, dove c'è lo stesso fisco, ricordiamolo, da nord a sud, le stesse imposte da nord a sud su, le aziende, perché non va a fare una battaglia contro le disuguaglianze in Europa, in questo caso per esempio dico l'Irlanda, o non vogliamo citare altri paesi, perché comunque ce ne sono anche altri, ma l'Irlanda è il caso più eclatante. Con questa domanda ci lasciamo e ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui su Radio Libertà. Ragioniamoci sopra con voi Giuliano Zunì. Mi raccomando, buona autonomia a tutti. Ciao, alla prossima.